Questo è il cuore di Orio e Melusina. Andremo in indagine, andremo in cerca di capire se lo spirito di Melusina è ancora legato a questo posto o quello di Orio, ma la cosa che mi preme di più di questa leggenda, se ha queste radici, è sapere il perché Melusina avesse questa maledizione. Qui in questo punto è fisso sull'arancione. Interessante la prima parola. Sei tu, Melusina? O sei tu, Orio? Allora, questa è simpatica come parola, amici. Lui. Hai avuto dei momenti di felicità. Lui tornare. Efficace. Probabilmente si intende questa conversazione, forse anche per lei è efficace. Ci credo. Sì. Questa conversazione, guarda, il cartellino rosso. Per lei è efficace. Quindi sei felice, Melusina, di poter finalmente parlare con qualcuno? Non credo che molti altri si siano fermati qui. Quel sì resta ancora ben fisso. Oh, pesci. Sì. Pescava ora. E anche tu alla fine eri una specie di pesce. Mi rende felicissima sapere che è felice di poter comunicare, lavorare. Sta parlando del suo amato, di Orio. È molto, molto fedele, legata a lui, da questa impressione, e quasi non dice nulla della sua vita, di quello che poteva essere prima. Melusina, proviamo a fare delle domande ad un registratore e vedere se lì riesci a raccontarci qualcosa e magari sentire anche la tua voce. Ok, parto con il registratore. Melusina, se sei qui e hai voglia di lasciar detto qualcosa della tua vita, di quando eri sirena, anche di prima, se avevi una famiglia, se invece c'è Orio, se ha voglia di lasciar detto qualcosa sulla vostra storia, su come è andata dopo che Melusina non c'era più. Melusina, riesci a ricordare e a raccontarci perché avevi questa maledizione? Non è mai stato detto il perché. Puoi dircelo?
Hai a disposizione questo registratore. Questo strumento probabilmente lo state o lo stai già usando perché è da prima che si illumina. O se ti serve dell'energia, prendilo da questo strumento per poter lasciare qualcosa di detto nella registrazione. Interferenze ce ne sono. Ora c'è anche un poca d'aria. Ok, ora chiuderò la registrazione. Sappiate comunque che siete ricordati e lo sarete sempre. Ti ringrazio Melusina per quello che puoi aver detto qui nella registrazione, ma anche per le parole che erano uscite dal REM. E abitando qui vicino, come ben sai, passerò sempre da questo portico toccherò la pietra e vi penserò. Ora chiudo la registrazione.